ti sa che mi piace il mondo del mistero, cioè proprio mi affascina questo leggio libri, roba, no? So. Adesso ho trovato sta roba che si chiama Misteri. Quindi le più grandi leggende e i miti della storia dell'umanità. Leggende mitiche può essere verità, che se legate anche qualche cosa di vero. Tipo non so, c'è Area 51. Vabbè. Secondo te se qualcosa... Ma sicuro, sai che stai insabbiando, se qualche ma se uffetto, sa... sei insabbiato, dai. Già che le foto... Sì. E il mostro di Loch Ness, vabbè, anche ho visto due foto che ho visto già, che se le agobba, esatto, non può non essere. Beh, lo Yeti che ha detto anche Messner, mi sono da su e ho visto lo Yeti. Poi bevi acqua buona, cioè sì, non starà male, non sai che bevi allucinogeni, robe, che c'ho il zoo. Beh, il triangolo del Bermuda. Vabbè, ma poi sì, insomma, si sa che è vero, chi vuole nascondere, che è una roba magnetica, uno passa e spariti i aeroplani. Atlantide. Altra roba. Atlantide. No, non esiste. Anche i greci parlavano di Atlantide. Zona antica Grecia si parlava di Atlantide. Questo non può essere. Questa è quella roba. Qua dici che esiste il civap ciccio impanato. Allora, va bene Atlantide, va bene il triangolo del Bermuda, va bene anche l'area 51. E qua dici che la leggenda narra che è da Clay. Ma come può esistere il civap ciccio impanato? Sinceramente. Scusi, ma dove andare? Dove vai? Devo verificare. Per me è impossibile, ma mi va. Se non può essere, è una missione. Non può essere, cioè ciappa gli Yeti, va bene, Yeti, insomma, Yeti teloganti, Atlantide, insomma, i miti, i grandi miti, le robe, le storie dell'umanità. Dove te va? È re dei impanati. Ma dimmi amore mio, di corsa dove vai? Ma dimmi dove vai? Clay! Chissà se prima o poi anche a me ci porterai. Ma dimmi dove vai? Clay! Clay, 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 è re degli impanati. Clay, 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 è re degli impanati.